Ciao a tutti. Allora, devo dare un tristissimo messaggio alla comunità di Open Data Sicilia, a quella degli Open Datari d'Italia, perché ragazzi io non vengo a Caltanissetta questo weekend. Mi dispiace, lo so che sto spezzando il cuore a un sacco di miei fan, soprattutto a Andrea Borruso, ma non ci riesco perché periodi in cui sto viaggiando molto, sto girando, non voglio fare il pianto come Piersoft che quando fa anche i viaggi virtuali si lamenta su Facebook. Ciao Piersoft. Ma ho avuto un po' di impegni in giro per l'Europa in questi ultimi mesi e ce ne sono altri nei prossimi mesi. E in realtà questi impegni che sto avendo, che mi porto in giro per l'Europa, sono molto legati al mondo delle open data e quindi perciò ho fatto questa diretta per raccontarvi questa cosa, perché quello che io sto facendo è andare in giro per l'Europa a parlare delle applicazioni dei dati Copernicus per risolvere una serie di problemi che sono legati alla gestione del territorio, che sono legati al monitoraggio e a tutto quello che il programma Copernicus con i dati free and open delle missioni Sentinel può fare per aiutare il nostro territorio. Allora, siccome ho visto il programma dell'Open Data Festival e anche tutte le risorse che la community di Open Data Sicilia sta mettendo insieme per anche fornire strumenti di training sugli open data, e ho visto che non c'è molto sul tema degli open data satellitari, che invece è un tema che a me, come sapete, sta molto a cuore. Ho pensato di fare questo piccolissimo passaggio per raccontarvi quello che stiamo facendo con la Commissione europea in giro per l'Europa per promuovere la cultura su Copernicus e sugli open data satellitari. Questa presentazione che vedete qui parla per esempio di come calcolare la pressione antropica sulle aree costiere utilizzando le immagini satellitari. Ora ve la faccio vedere velocemente. Come questa ci sono tante altre presentazioni che spiegano come usare i dati di Copernicus e sono presentazioni che hanno anche poi degli esempi molto pratici, come questo caso d'uso che parla proprio dell'Italia e di come calcolare il livello di impermeabilizzazione dei suoli, da cui tirare fuori degli indicatori che servono poi a studiare come questo fenomeno impatta soprattutto nelle aree costiere d'Italia e come monitorare questo fenomeno attraverso degli indicatori quantitativi. Vi faccio vedere questo esempio che è molto vicino all'Open Data Festival perché è fatto proprio sulla Sicilia e quindi in questo esempio si vede come le mappe dell'edificato e delle aree impermeabili possono essere usate per stimare i cambiamenti nel tempo e quindi calcolare in che modo le aree impermeabilizzate vanno a rovinare questo indice di antropizzazione delle aree costiere. Non vi faccio tutta la demo perché vi faccio vedere molto velocemente come possono essere costruiti questi indicatori, come si fa a fare dei confronti prima e dopo per trovare le aree che tra per esempio il 2012 e il 2015 in questa zona qui, che è molto vicino allo stretto di Messina, sono state impermeabilizzate, e questo si fa proprio usando immagini satellitari come le immagini Sentinel-2 che vedete in questo esempio. Ma quello che vi voglio dire è appunto questa cosa tristissima, cioè che tutta questa cosa che adesso ho fatto in 3 secondi invece ha un video che dura 12 minuti e che trovate online su YouTube. Purtroppo è in inglese e soprattutto se lo volete seguire dovete servire Massimo Zotti che parla in inglese. Ma qui arriva la mia provocazione per la comunità di Open Data Sicilia e ve lo metto qui. Cioè, quello che voglio dire è che su questa pagina YouTube che è la pagina YouTube ufficiale del programma Copernicus europeo, ci sono, come spero riusciate a vedere a malapena, ma adesso nei commenti poi posto il link di questa pagina web, ci sono tutta una serie di video che sono tutti tutorial su come scaricare i dati, dove si trovano, come accedere a queste informazioni, come usare queste informazioni per fare degli studi e dei monitoraggi utili.
e tutte queste presentazioni sono incentrate sull'utilizzo delle risorse gratuite che il programma Copernicus mette a disposizione, sia in termini di dati, sia in termini di strumenti, software. Viene usato molto il software Snap, che è un software dell'ESA, fatto dall'ESA proprio per elaborare le immagini satellitari. Viene usato molto il nostro caro QGIS, che piace tanto a chi lavora con gli open data e con i software open source. Quindi la provocazione che voglio lanciare alla comunità di open datari in Italia è proprio questa. Questi video sono tutti in inglese, perché non proviamo a fare uno sforzo collettivo tutti insieme per metterli almeno i sottotitoli in italiano? Io posso farlo con il mio, quei video di quelli che ho fatto io. Può essere interessante sapere che di tutti questi video abbiamo gli script, cioè abbiamo la trascrizione proprio di quello che è stato utilizzato per registrare questi video. I testi già scritti in inglese ce li abbiamo, quindi fare la traduzione non sarà complicatissimo, caricare i video su YouTube probabilmente non è un'operazione trascendentale. Lo so che tanti di noi hanno passato notti a tradurre Breaking Bad, c'è purtroppo chi ha tradotto anche Una mamma per amico e ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio. Traduciamo Copernicus tutti insieme. Vi saluto, spero di riuscire a far arrivare queste magliette a Caltanissetta per questo weekend, così le potete comprare e dimostrare in questo modo il vostro affetto per Andrea Borruso. Vi saluto tutti quanti e spero che avremo sicuramente modo di vederci prima o poi.